Si passano al setaccio le telecamere di sorveglianza, incrociando i dati raccolti dell'imminenza dell'azione e cercando di individuare i veicoli transitati lungo la strada regionale 10. E caccia aperta il misterioso Fleximan, il sabotatore di autovelox che in poco meno di un anno ha abbattuto una dozzina di rilevatori di velocità. Dopo gli 8 colpi in Polesine, l'azione di Fleximan si è estesa al Bellunese, al Passo Giau, a Riese, Pio X, siamo a Treviso, ultimo in ordine di tempo il Velox di Carceri, segato alla base con un flessibile negli ultimi giorni di esistenza del comune, da oggi confluito dopo la fusione con Vighizzolo in Santa Caterina d'Este. Un uomo, una donna, un gruppo di persone. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri che indagano per danneggiamento aggravato, azioni che sono segnali di un forte disagio e la provocazione di Nicola Borotto, presidente dell'ACI di Padova. Ci mettiamo attorno a un tavolo e ne discutiamo con dati alla mano però veri e reali, perché se no si giustificano altre cose. Ecco che allora si capisce il perché la gente si senta vessata. Io credo sia arrivato anche il momento, visto che il Ministro dei Trasporti, il Governo ci sta mettendo mano sulla cosa, sia arrivato il momento di un confronto anche a livello nazionale con l'ANCI, con tutte le istituzioni, un tavolo veramente valido per capire se questa è materia e deve rimanere materia di competenze e di autorità degli enti locali e quindi dei comuni, o se debba esserci un tavolo nazionale a cui i comuni e quindi anche l'ANCI si deve adeguare perché è concertato a livello nazionale. Date la mano, nel 2022 a Carceri, fino a ieri prima della fusione, comune di 1470 abitanti, gli incidenti sono stati 3 con 4 feriti, 13.000 le multe elevate nel 2022 dal rilevatore che ha fatto incassare 1.450.000 euro. Se la velocità resta tra le prime cause di incidenti, il ruolo dei Velox va ripensato, conclude Nicola Borotto. È inimmaginabile che un comune piccolo, per esempio come Carceri, come altri comuni di piccole dimensioni che non hanno una commissione giuridica specializzata su questi aspetti, che non hanno una commissione viabilità traffico come abbiamo noi specializzata su questi aspetti, possa decidere in questa maniera. Allora lì sorge, ripeto, qualche dubbio e qualche valutazione diversa.